esami della tematica legata all'archeoastronomia e in particolare dell'integrazione di questi dati provenienti dalle ricerche di archeoastronomia per quello che concerne una maggior comprensione della realtà antica e in particolare quindi delle civiltà che hanno portato nella realizzazione di questi monumenti che, come è stato già accennato nell'intervento precedente, spiccatamente hanno un orientamento astronomico. Ci saranno poi nel pomeriggio altri interventi a questo riguardo, quindi non mi soffermo più di tanto su questo. Il concetto, diciamo, dell'archeoastronomia è che i monumenti antichi, soprattutto gli edifici sacri, in gran parte sono costruiti seguendo dei precisi criteri in modo da essere orientati per poter osservare gli eventi astronomici principali che scandivano l'anno anticamente, quindi in particolare i solstizi, ma anche i lumistizi e altri eventi, e quindi a partire da questo si può appunto comprendere meglio il significato anche di questi monumenti. Ma diciamo l'intervento che vado adesso a fare, turismo culturale e archeastronomia, vuole cogliere proprio le potenzialità di questo tipo di osservazioni che, come vedremo tra poco, ancora oggi, possono in gran parte essere ancora fatte proprio per la valorizzazione di questi monumenti anche a livello turistico. Quindi si tratta proprio di esperienze. Scusate, ma io ho preparato un PDF per avere una visualizzazione senza problemi, ma c'è. Così si vede tutta la slide. Ecco, quindi diciamo che la particolarità di questo tipo di turismo è che è legata a momenti precisi, quindi rientra nel campo del turismo esperienziale, per fare proprio un'esperienza. È molto interessante perché questa, anche se è una forma di turismo di nicchia, sappiamo che nel mondo richiama migliaia e migliaia di visitatori. Chiaramente qua in Sardegna va progettato, va fatto in modo sostenibile, quindi limitando anche la presenza dei visitatori e potendoli organizzare, diciamo, in modo idoneo per non compromettere la sicurezza né dei siti e né delle persone, perché a volte abbiamo proprio dei problemi di natura logistica in questo senso. Tuttavia ritengo che le potenzialità della Sardegna rispetto anche ad altre zone d'Europa più famose, anche monumenti più famosi in questo senso, siano pressoché illimitate e sicuramente assolutamente degne di interesse. Infatti, vabbè, gli esempi più famosi ve ne faccio giusto alcuni per capire meglio di cosa stiamo parlando. Tutti quanti probabilmente abbiamo sentito parlare di quello che succede a Stonehenge in occasione del solstizio d'estate. Allora, ho preso i dati dell'anno scorso, 10.000 visitatori per assistere a questo momento, all'alba del solstizio d'estate, quindi per poter osservare l'orientamento dell'edificio allo stesso modo che migliaia di anni fa. Chiaramente qua in Sardegna non sarebbe pensabile di accogliere in una volta 10.000 visitatori, ma quello che è il punto di forza della Sardegna è che, a differenza di Stonehenge, che è uno, i siti qua in Sardegna sono tantissimi su cui è possibile fare questo tipo di iscrizione. Parliamo di decine di siti che sono ottimamente conservati e quindi che permettono di fare le osservazioni così come si faceva anticamente. Un altro esempio famosissimo è quello di Newgrange, che è appunto un tumulo funerario del Neolitico, quindi insomma siamo nell'ambito del megalitismo europeo, e qua appunto nel solstizio d'inverno, ma come potete vedere dalle date, 18-23 dicembre, perché in realtà, come anche succede qua in Sardegna ovunque, per quanto i monumenti siano orientati in modo preciso, il tipo di fenomeni che si possono osservare anche nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi al solstizio, per cui
in realtà non si tratterebbe di un unico momento, ma anche di poter programmare quindi questo tipo di eventi su quasi una settimana, si può dire. A Newgrange pensate che, ecco, questi qui sono i dati dell'anno scorso, 28.500 visitatori, queste 5 giornate. Newgrange è molto divertente se ci pensiamo, questa cosa che hanno escogitato, perché hanno talmente tante prenotazioni di visitatori che da tutto il mondo provengono per vedere questo fenomeno, che cioè analogo comunque a quelli che si possono vedere qua in Sardegna, semplicemente il sole al momento dell'alba penetra all'interno del corridoio funerario illuminando quindi questo simbolo con le 3 spirali che vedete qua in questa piccola foto. Ecco, loro fanno una lotteria, cioè hanno talmente tante prenotazioni che non basta prenotarsi mesi prima, aprono le prenotazioni a settembre e poi per tutte le persone prenotate soltanto un numero limitato di persone può partecipare. E se non vieni estratto lo devi riprovare l'anno dopo. Quindi pensate alla richiesta che c'è per questo tipo di cose. Ora non so il numero esatto di persone che aumentano la singola giornata, però 28.000 visitatori in 5 giorni, insomma, sono parecchi. Un altro esempio è fuori Sardegna, quello del Tempio di Naira a Malta, questo fenomeno che si può osservare all'alba di entrambi gli equinozi, di autunno e di primavera, quindi con il sole anche in questo caso che sorge proprio in corrispondenza del centro dell'ingresso del Tempio. Qui a Malta anche l'evento organizzato proprio dall'ente gestore è deputato anche alla tutela dei siti, quindi dell'Ita di Malta, Milano organizza un evento quindi programmato a numero chiuso, che in questo caso a Malta tengono molto alla conservazione dei siti, per cui i posti sono molto limitati. Pensate che io, nonostante stessi tenendo d'occhio il sito per vedere quando aprivano le prenotazioni, il giorno di nuovo l'ho riaperto e l'avevano aperto, avevano già finiti i posti, loro fanno solo su 2 giornate, quindi insomma anche qua tutto esaurito. Qua in Sardegna abbiamo decine di siti, sì è vero che comunque ci sono appassionati che anche già da parecchi anni vengono anche apposta per vedere queste cose, ma stiamo parlando di un fenomeno molto limitato, molto marginale rispetto alle reali potenzialità. E quindi vediamo un po' adesso qualche esempio dalla Sardegna. Innanzitutto una breve premessa, cosa ho accennato anche prima, in realtà le ricerche di archeoastronomia in Sardegna ormai, appunto ne parlerà anche qualcuno stasera, sono ricerche che sono cominciate più di 20 anni fa, abbiamo tantissimi studi che sono riconosciuti anche a livello internazionale, catalogazioni di centinaia di monumenti e parliamo di monumenti che vanno dall'epoca neolitica, quindi museiana, circoli megalitici, fino all'età nuragica, in particolare nuraghi, ma anche pozzi, fonti sacre. Quindi, come potete vedere rispetto a altre aree geografiche e altre tipologie, quindi di monumenti, in questa abbiamo una varietà tipologica dei monumenti e anche un grande arco cronologico, per cui un percorso di questo tipo non è neanche monotono, per dire, perché su diverse giornate si può strutturare, oggi vedo durate, domani vedo una fonte sacra e così via, per cui anche da poter vedere cose diverse e vedere contenuti diversi. Vi ripeto, parliamo di decine di siti, quindi per assurdo se uno fosse veramente interessato potrebbe anche tornare anche diversi anni per vedere diverse cose. Io stessa, comunque me ne occupo da diversi anni, ci sono ancora parecchi fenomeni che non sono riuscita a vedere, perché è vero che durano quasi una settimana, però tra organizzarsi e tutto, insomma, veramente c'è tantissimo da vedere, è una cosa incredibile che ancora se ne sa. Cioè non arriva questo tanto al di fuori della Sardegna, cioè penso che anche qua dentro, che comunque sono tutte persone interessate all'osservazione del cielo e degli astri, non ci sia una grande informazione
su questo. Ecco, qua qualche esempio di alcuni eventi che ho organizzato io anche in collaborazione con le cooperative di gestione di siti, perché poi ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione, mettersi d'accordo per un'apertura fuori orario, sia che si tratti dell'alba sia che si tratti del tramonto. E questo è l'evento che avevo fatto nel 2017 al solstizio d'inverno a Radio Sant'Antine, anche in collaborazione con l'associazione agronotragica che si occupa appunto di archeoastronomia. E quindi per motivi logistici l'evento era stato, diciamo che aveva massimo 30 posti, ecco, per poter controllare anche le persone non salissero sui muri e tutte queste cose qua, ma poi ci siamo trovati lì, c'erano 50 persone. Chiaramente non siamo con i numeri di Stonehenge, ma sarebbe anche difficile gestirle per come sono organizzati oggi i siti della Sardegna. Parliamo di quelli gestiti perché poi, appunto, come accennavi anche tu, in Sardegna parliamo di circa 10.000 siti archeologici che sono già elencati quindi negli elenchi ufficiali degli enti preposti, quindi sono veramente tantissime, migliaia di siti. E quindi qua nelle foto potete vedere come si può apprezzare l'orientamento, in questo caso del muro perimetrale esterno del murario Sant'Antine, proprio con il punto da dove sorge il sole. E il caso del murario Sant'Antine e del murario Rosa sono molto particolari, essendo dei murari trilobati, appunto sono proprio realizzati in modo da avere i lati lunghi incardinati negli assi solstiziali. Quindi questa è una scoperta di Mauro Peppino Zeta. Quindi di poter osservare entrambe le albe, entrambi i tramonti, entrambi i solstizi. Quindi molto molto interessante. E questo è l'evento che abbiamo fatto invece quest'anno, in realtà sì, 2018 giusto perché è il solstizio d'inverno, quindi abbiamo fatto l'ultimo solstizio d'inverno all'Urario Rosa e qui vedete lo stesso tipo di fenomeno, quindi l'orientamento dell'alba e l'orientamento del tramonto. Ecco, come dicevo prima, le potenzialità sono pressoché illimitate. Qua abbiamo un altro esempio molto interessante della fonte sacra sul Tempiesu, che al momento dell'alba del solstizio d'estate viene completamente illuminata dal primo raggio di sole che spunta dal Monte Argo, da dietro il Monte Argo. La cosa interessante è qua, chiaramente parliamo di orientamenti che sono intenzionali, cioè possiamo dire che siano degli orientamenti intenzionali, quindi assolutamente non frutto del caso. In questo caso di Sotempiesu, ecco, magari la foto così il sole che illumina la facciata della fonte sacra, per chi non c'è mai stato potrebbe sembrare sì, vabbè, di mattina sorge il sole, in realtà non è così perché la fonte sacra si trova in una gola abbastanza stretta, nel fondo di questa gola molto stretto. Pensate che d'inverno per più di un mese il sole non arriva neanche a mezzogiorno lì, quindi è veramente una cosa che accade soltanto in quei giorni e vedete che il sole giunge fino ad illuminare proprio l'acqua all'interno della camera della fonte sacra. Chiaramente tutti questi fenomeni non vanno osservati e basta, ma perlomeno da parte mia c'è anche un tentativo di comprensione e di integrazione rispetto a ciò che sappiamo degli archeologici, quindi una comprensione del significato anche simbolico di questi eventi, quindi va integrata in una spiegazione di quelle che erano le recensioni religiose, le credenze, i rituali che venivano svolti in questi luoghi sacri. Quindi è chiaro che se si verifica un fenomeno del genere al momento del solstizio, molto probabilmente in quei giorni venivano fatti dei rituali ben precisi legati quindi al ciclo dell'anno
amministrativa personale ho già iniziato da qualche anno, quindi elaborare anche degli itinerari su più giorni. A mio parere la potenzialità in questo senso è tanta che questo andrebbe fatto a livello più programmatico, più strutturale, quindi mettendo insieme diversi partner anche per quanto riguarda sia gli enti amministrativi, quindi i comuni, ma anche chi proprio le cooperative di gestione, le società che gestiscono i siti, in modo da realizzare un'offerta integrata, quindi realizzare anche diversi percorsi strutturati di più giorni, quindi a partire dal weekend, magari anche arrivare a 5 giorni in cui fare osservazioni sia all'alba che al tramonto, e tutto questo è possibile. Anche su 5 giorni si trova un'alba e un tramonto da osservare, qualcosa di incredibile. Però, come dicevo anche all'inizio, chiaramente se manca la comunicazione, cioè tu lo puoi organizzare un percorso bellissimo, ma poi la gente non viene perché non sa che in Sardegna si possono vedere queste cose, quindi continueranno a fare la lotteria per vedere New Grange senza sapere che magari vengono qui 2 giorni e possono vedere 4 cose, cioè, quindi insomma in questo senso è molto importante che venga, secondo me, strutturata una comunicazione proprio anche con una progettualità, diciamo, con delle pubblicazioni, oltre che con i media, eccetera, ma anche per dire convegni, workshop, documentari, cioè tutto quello che può servire anche in altri chiaramente in lingua inglese, tutto ciò che può servire per far arrivare fuori dalla Sardegna questa immensa ricchezza. Poi chiaramente questo non deve portare a orde di persone che vanno allo sbando degli siti, ma per questo deve essere fatto in modo strutturato, in modo da poter avere un controllo sulle persone che arrivano per questo motivo qua, ma anche proprio sulla logistica, perché insomma chi conosce poi i siti archeologici della Sardegna sa che la stragrandissima maggioranza dei siti non sono comunque in sicurezza, ma anche su quei siti che lo sono le persone vanno comunque attentamente studiate, proprio perché c'è un grandissimo margine di pericolosità e si sa che magari uno per vedere meglio essere sui murelli, quindi ci vuole proprio un attento controllo su questo. Ad esempio nel sito della fonte di Sudempiesimo che normalmente non fanno scendere più di 20 persone alla volta, quindi capite che una volta che la comunicazione si diffonde, poi si sa anche che comunque un qualcosa così di nicchia, numero chiuso, cioè questo se utilizzato nel modo giusto aggiunge anche valore. Ancora una volta mi richiamo gli esempi maltesi che dal mio punto di vista fanno scuola, pensate non soltanto all'esempio dell'equinozio che ho fatto prima, ma per esempio anche all'ipogeo di Alsafieri che attualmente ha un numero di visitatori limitato a 80 visitatori al giorno, come diceva, non sono neanche pochi, in realtà bisogna prenotare 3 mesi prima per potersi garantire l'accesso al sito, cioè vai lì e c'è un cartello per i prossimi 2 mesi è tutto pieno. Quindi insomma credo che questo chiaramente se a monte c'è la comunicazione di quanto è interessante questo, di quanto può essere proprio affascinante, anche suggestivo, anche su questo non mi sono soffermata tanto, ma chiaramente immaginate anche attendere l'alba, cioè tutto un insieme di cose, quindi non soltanto l'aspetto strettamente scientifico, ma anche l'aspetto proprio di esperienza personale, di potersi immedesimare anche
io volevo solo sottolineare un punto, adesso per noi qui è facile, stiamo parlando di astronomia. Spesso non ci si rende conto che anche solo a livello accademico, ad esempio in Italia c'è solamente una cattedra di astronomia, se non mi ricordo male, al Politecnico di Milano, ma anche in America, vuol dire che sembra sempre che siano più avanti rispetto a tutti gli altri. Ho conosciuto uno dei pochi docenti, professori che detiene una cattedra di astronomia, e lui stesso ha avuto difficoltà appunto a ottenerla, e difficoltà anche tra colleghi, e comunque non è nemmeno facile dall'altra parte del mondo. E infatti la mia domanda è se ci sono collaborazioni con istituti esteri per ricerche archeologiche, già solo di base, o magari votate all'archeoastronomia. Poche. Collaborazione con istituti esteri da parte dell'Università attualmente non ne sono a conoscenza, però comunque diciamo che i risultati delle ricerche astronomiche fatte in Sardegna finora, ad esempio degli studi di monofilosofia, sono comunque riconosciuti a livello accademico a livello internazionale, per cui diciamo che il dato scientifico c'è. Sì. Poi chiaramente in un discorso di parchi delle stelle, questo anche per inserirmi rispetto al tema del convegno, è una collaborazione di questo tipo, sarebbe interessante anche integrarlo con ulteriori approfondimenti anche puramente astronomici, perché chiaramente chi viene a osservare i solstizi è molto probabile che sia interessato anche a quel pezzo del limone astronomico legato magari all'osservazione del cielo buio, quindi abbinare le due cose secondo me La potenzialità cioè va da sé, una cosa veramente si potrebbe dire, se non trovate posto magari lasciate perdere la lotteria qua. Sì, anche se ecco un po' triste doversi sempre, cioè che ci si richiami sempre a qualcosa di più famoso, però attualmente lo stato delle cose è questo. Queste cose ancora non sono conosciute perché non hanno assolutamente nulla da invidiare, ecco, anzi, se permettete, sicuramente sono tanti
nel mondo rispetto a questi fenomeni. Secondo me è importante quel dato, chiaramente non porteremo mai 10.000 persone da terrori giganti o alle esecutive, ma perché una corretta gestione ci impone di limitare i numeri. Rispondo alla tua domanda o volevi aggiungere qualcosa? Volevo solo dirti un'altra cosa. L'attenzione del pubblico è grande, però il rischio è di situazioni fai da te. Allora, ti spiego. Quando mi hanno chiamato per fare questa attività, noi andiamo lì nel sito della Tumore Gigante e c'è un'archeologa che spiega la parte il problema è il turismo fai da te, perché ho trovato per caso dei gruppi che vanno e che ne so, aprono la volta del murale perché nel giorno del solstizio d'estate, è vero questo, l'ho trovato in rete, nel giorno del solstizio d'estate, se voi togliete la pietra della volta del murale, entra il sole a mezzogiorno, insomma mezzogiorno astronomico entra lì. Ora, chiaramente questi sono i rischi di lanciare un turismo di questo tipo che poi viene lasciato ad associazioni, diciamo, che poi portano lì persone che danneggiano questi beni. Non so se poi voi sì, ti rispondo. Allora, innanzitutto questo rischio chiaramente è reale, ma riguarda in generale i siti archeologici anche al di fuori dei momenti del solstizio. Ok, quindi perché ovviamente avendo un patrimonio così esteso ed essendo che il 99% dei siti non sono gestiti, perché i siti gestiti sono poco più di una cinquantina, ma su 10.000 siti che abbiamo visto, cioè di cui abbiamo parlato, chiaramente capite il numero irrisorio. Poi vabbè, non sono tutti chiaramente appetibili a livello turistico questi 10.000, però sono veramente migliaia comunque. Quindi diciamo che questo rischio c'è 365 giorni all'anno, quindi a mio parere la cosa importante è fare una corretta divulgazione a monte, valorizzare il perché andare a eventi comunque organizzati, perché hai delle persone che ti spiegano, visiti il sito in sicurezza, contribuisci tu stesso a valorizzarlo e non a vandalizzarlo, quindi fare una campagna che sia di informazione ma anche di educazione in questo senso. E poi chiaramente più eventi programmatici si organizzano in modo strutturato e importantissimo coordinato, e più la gente secondo me avrà motivo di essere attratta anche da quelli piuttosto che andare per i fatti propri. Però è chiaro che non si può evitare al 100% che questo comunque avvenga, perché i siti non sono gestiti ed è assolutamente impensabile sia di gestirli tutti che di chiuderli tutti anche, cioè è un qualcosa proprio di impensabile, per cui noi tanto facciamo il nostro cercando di limitare i danni, però è molto importante che ci sia una comunicazione ben fatta. Per quanto riguarda l'altra parte della domanda, secondo me, ora non so se a livello più formale, istituire una forma di comunità, di organizzazione, comunque un gruppo di persone, sia che fanno capo magari a enti, sia tra gestori o operatori turistici, come posso essere io, insomma, per questa veste qua, diciamo, che soprattutto fare rete, non so se mi piace questa espressione, tra gli operatori, quindi che gestiscono i siti stessi, quindi fare in modo che loro stessi, magari anche con l'aiuto di figure tipo me o tipo voi, che facciano un po' da tramite tra le varie realtà, da coordinatori anche per organizzare degli eventi un pochino più strutturati, facciano dei motori di questa coordinazione, che secondo me sarebbe assolutamente auspicabile, perché in questo modo ci potrebbe essere proprio una promozione della percorsi del solstizio, cioè in tutta la settimana del solstizio, quindi c'è un'attrattiva ovviamente maggiore, per quanto secondo me vedere una bella sottenzione su una Santantina, lo dico sempre, vale da solo un viaggio in Sardegna, però è chiaro
ancora è un argomento che mi interessa molto, visto che sono Davide Lantas, sono rappresentante del dell'UNESCO ISI che ha circa 20 minuti da qua, dove è stato sviluppato probabilmente il primo studio di Nuovo Zeta nella valle del lago di Palacete, mi chiedo se in relazione a quello che è stato lo sviluppo di questo studio di 5 anni, diciamo, ha toccato poi tutti gli altri luoghi della Sardegna, si sia creata una condizione, diciamo, che ancora forse fatica a trovare le disponibilità di tutte le accademie, a riconoscerlo come uno studio concreto da portare all'evidenza e in relazione ad altri studi come quello archeologico e tutti gli altri. Noi nel nostro piccolo ci siamo adoperati per approfondire il campo. Posso dire che il Teoreso è stato costruito sulla base di questi studi di interesse archeologico che hanno toccato l'astronomia. Arriva già quindi dal precedente sviluppo dello studio di Mauro, ma poi ha incontrato questa nostra passione nello studio del professor De Pasquale, che ha incontrato in Sardegna gli studi di astronomia legati, diciamo, all'energetica che la popolazione antica ha costruito. E questi studi lo hanno, diciamo, portato a mettere in relazione con tutte le civiltà antiche, partendo da quella inca a quella egiziana e alle altre, sumeri, eccetera. In questo studio vorrei capire se è a conoscenza dello studio sulla Pizzarella, dello studio sul bronzetto di Punta e degli altri oggetti che hanno permesso al professore di costruire dei documenti, degli strumenti di uso quotidiano a disposizione della scuola, a disposizione degli studenti delle scuole superiori, su cui il professore probabilmente ha costruito una didattica utile ancora oggi e ha dentro ai concetti della matematica moderna. Posso dire che il professore, questa era la domanda, se ne è a conoscenza e cosa ne pensa di questi studi. Ritengo personalmente che sia sempre più attuale questo sviluppo di studi. Noi abbiamo costruito dal 2009 ad oggi un percorso di attività che abbiamo chiamato Occidentali Innumeri, proprio in relazione a questo discorso di approfondimento molto ampio. Oggi siamo dentro al Festival della Scienza, insieme a Cagliari, Spagna, Iglesias e Siniscola. Il nostro territorio quindi viene denominato come Sarcidano all'interno del Festival della Scienza. Mi chiedo, ecco, se questo approfondimento che il professore ha fatto, che io ho riconosciuto essere legato agli sviluppi della scienza moderna, ecco, possa essere meglio conosciuto, meglio divulgato attraverso una formazione, una didattica che possa coinvolgere tutti gli studenti dal suo punto di vista. Allora, mi cogli impreparata perché io non lo conosco questo studio, quindi ritorniamo al problema della comunicazione. Cioè, è incredibile, io chiaramente ho letto più o meno tutto quello che c'è, però non ero a conoscenza di questo progetto La civiltà dei numeri. Adesso insomma chiederò riferimenti più precisi per approfondirlo io stessa, quindi insomma nello specifico poi ti farò sapere. Sicuramente ecco, c'è tanto da fare anche per coordinare le diverse realtà che poi nel loro piccolo, nel loro privato svolgono iniziative e fanno anche progetti di ricerca e di approfondimento sulle tante problematiche che chiaramente queste tematiche aprono. Ora io oggi chiaramente avevo 20 minuti, non mi sono divulgata sull'aspetto dell'astronomia in generale, dell'antichità, addirittura ci sono ricerche in corso che utilizzano comunque le conoscenze base di astronomia, siamo addirittura della paleolitica, per cui insomma ci sarebbe tantissimo da dire sul significato dell'osservazione del cielo, dell'antichità.
diceva un economista, ma è meglio per la ricchezza o non è due cose, è meglio tenerle, quindi analizzare appunto e risolvere. Allora, io non vorrei fare una batteria. In teoria ho visto già portare bellissimi panini in fondo alla sala, quindi metterei